Buongiorno gentili telespettatori, un cordiale saluto, ben ritrovati con l'informazione su Telefriuli. In apertura i furti che avanzano a Pordenone nell'Interland pordenonese. Arriva il monito, l'appello del questore della provincia di Pordenone Luca Carocci, che dice: prestate particolare attenzione, noi ci siamo come forze dell'ordine, ma voi cittadini fate la vostra parte. Segnalate eventuali movimenti sospetti, ma soprattutto tenete gli occhi ben aperti. Apriamo così il telegiornale. Riprendono i furti in abitazione. A Pordenone nell'Interland, complice l'arrivo dell'estate e un maggior movimento da parte dei cittadini, appartamenti e villette sono tornati ad essere tra i principali bersagli dei malviventi. Fenomeni odiosi contro i quali le forze dell'ordine hanno già avviato un'attenta attività di monitoraggio del territorio. È chiaro che il periodo estivo e quindi con l'approssimarsi del periodo delle vacanze, che tutti godranno come giusto che sia di un periodo di vacanze, soprattutto dopo questi 2 anni di pandemia che hanno limitato di molto i nostri movimenti, però sono un'occasione ghiotta per chi invece ha intenzione di delinquere, quindi di commettere i reati, in particolare i furti nelle abitazioni che vengono lasciate vuote. Quindi per quanto è possibile attrezziamoci con sistemi di allarme delle proprie abitazioni e soprattutto io confido molto nella sensibilità dei cittadini che denunciano, che segnalano, anche soltanto segnalano alla sala operativa della questura delle persone che si aggirano per i palazzi, che non sono di quel posto, che quindi creano sospetto solo per la loro presenza. Noi andiamo e facciamo un controllo che magari sarà negativo, ma è meglio fare un controllo in più che sia negativo piuttosto che non andare per niente. Andiamo adesso in Carnia, furti in serie a Tolmezzo, prese di mira la notte scorsa 4 attività commerciali. Ignoti hanno visitato le pizzerie Special e al Cavallino, dalle quali sono stati asportati rispettivamente 900 e 2.200 euro, mentre dal negozio L'Intimo il bottino è stato di 1.500 euro. Solo tentato invece il furto alla pizzeria I Portici. Le indagini sono state affidate in questo caso ai carabinieri della compagnia di Tolmezzo. Doppio soccorso in mare ieri sera da parte della Capitaneria di Porto di Trieste, che ha tratto in salvo complessivamente 5 persone che erano state sorprese dal maltempo, in particolare in questo servizio. Un cambio delle condizioni meteo improvvise, la paura di non riuscire più a tornare a casa e la richiesta di aiuto. Nel pomeriggio inoltrato di ieri alla Capitaneria di Porto sono arrivate a brevissima distanza 2 diversi Mayday, il primo da parte di una barca a vela con a bordo 4 persone, il secondo da parte di un motoscafo con una sola persona a bordo. Lo specchio di mare era vicino, quello da Punta Sottile alla Boa Paloma, l'area di mare davanti a Muggia per i meno esperti. Subito si è attivata una motovedetta della Guardia Costiera e una motovedetta dei Vigili del Fuoco che in poco tempo hanno rintracciato i velisti portandoli in salvo in Porto Vecchio. In un primo momento nessuna traccia invece del motoscafo, al punto che la centrale operativa della Capitaneria ha chiesto il supporto di un elicottero dei Vigili del Fuoco arrivato da Venezia e di un mercantile presente in zona. L'uomo alla fine era riuscito a rientrare nella Sacchetta di Trieste, dove è stato intercettato dal personale della Guardia Costiera che ha prestato i primi soccorsi, visto che era in evidente stato di shock e con un principio di ipotermia, che ha richiesto maggiori controlli da parte del personale del 118 che lo ha accompagnato in ospedale. Parliamo adesso di economia. Le aziende del Friuli Venezia Giulia hanno resistito alla pandemia da Covid-19. Per quanto riguarda l'artigianato, in 2 anni le perdite sono state contenute, pari allo 0,95%, ma dal 2009 si è perso quasi il 50% degli under 35. Il quadro che emerge dai dati INPS elaborati dall'Ufficio Studi di Confartigianato Udine. Il presidente della stessa associazione di categoria, Graziano Tilatti, ha fatto notare l'evidente capacità artigiana di reagire alle complessità del momento. A fronte della tenuta dell'ultimo biennio, il comparto artigiano deve registrare però un assottigliamento delle forze se si amplia l'arco temporale dal 2007 ad oggi, cioè nei 15 anni in cui si sono dovute affrontare 3 ondate di crisi epocali, gli artigiani sono calati del 16,5%. 2 le possibili soluzioni che lo stesso Tilatti ha voluto annunciare: riattivare a livello regionale strumenti di sostegno per accompagnare il passaggio generazionale e creare un collegamento tra i giovani che vorrebbero aprire un'azienda e gli anziani che non sanno proprio a chi lasciare la loro. Intanto Intesa San Paolo ha stanziato un plafond di 100 milioni di euro a sostegno delle piccole e medie aziende agricole che stanno subendo i danni causati dalla siccità di questo periodo, in particolar modo nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Veneto. È prevista la possibilità di richiedere finanziamenti a breve termine con rimborso in un'unica soluzione per capitale ed interessi alla scadenza, oppure con rimborsi rateali aventi periodicità regolare e a medio-lungo termine finalizzati a risparmio dell'acqua e in generale alla ottimizzazione delle risorse idriche.
Organizzatori delle Giova Beach Party e forze dell'ordine si sono incontrati questa mattina in prefettura per fare il punto sull'evento che lo scorso weekend ha portato a Lignano, pensate, 60.000 persone. Sia dal punto di vista dello spettacolo che da quello dell'ordine pubblico si è trattato di un vero e proprio successo. Allora ascoltiamo i particolari in questo servizio. 60.000 persone su 2 giorni, con solo un centinaio di situazioni che hanno richiesto l'intervento dei sanitari e una sola persona che sia stata effettivamente portata in ospedale. Sono alcuni numeri che certificano il successo organizzativo della data zero del Giova Beach Party, che ha portato alla collaborazione di Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Servizi di Urgenza ed Emergenza Medica, Capitaneria di Porto, Guardia Costiera e Prefettura. Molto complessa, l'avevamo previsto, è esordio poi di questi grossi eventi qui da noi ed è stato un ottimo esordio. Intanto abbiamo rispettato l'ambiente, che è una cosa su cui tante componenti si sono anche sollecitate in altri territori. L'altra cosa importante è che non sono state create situazioni di suddivisione all'interno dell'area, è stato ben delimitato anche grazie all'apporto della Guardia Costiera la possibilità di non far entrare gente via mare. E poi non sono state create appunto suddivisioni rigide all'interno dell'area. L'altra cosa importante che è stata anche funzionale è la creazione di un punto di riferimento, una specie di sala operativa abbastanza vicina all'evento in maniera da controllare tutte le situazioni di eventuale criticità. Fare le date zero ha una serie di svantaggi, ma c'è il grande vantaggio che poi se le cose vanno bene qua rendono anche il tour nelle altre parti d'Italia un po' più semplice, perché una serie di aspetti che sono stati viscerati in questi ultimi 2 mesi, qua assieme alla Prefettura e alla Questura di Udine, ai Vigili del Fuoco e a tutti gli atleti coinvolti, sono stati fondamentali per l'ottima riuscita della manifestazione. Da un cantautore all'altro, da un successo all'altro, il popolo friulano è stato tra i primi a capire la mia musica e per questo sono tornato, esordito così Zucchero ieri sera, salutando i 5.000 che hanno raggiunto Palmanova, un grande successo in Piazza Grande, dall'ultimo suo concerto in Friuli, che pensate risaliva a 9 anni fa. Questo pubblico, questo popolo, fin dall'inizio è stato uno dei primi che ha cominciato a capire qualcosa della mia musica, nel senso che mi arrivavano, è molto medioso, non so cosa succede, mi arrivavano delle notizie dalla casa discografica, guarda che quella zona lì, tra Udine e Palmanova, quella zona lì, insomma, stai funzionando. Siamo fiamme nel cielo, lampi in mezzo al buio, oggi sei, baila. A distanza di 9 anni dall'ultimo concerto in Friuli, a Villa Manini, il bluesman italiano più famoso al mondo, il grande Zucchero, ha scatenato il pubblico di Palmanova nel concerto evento ieri sera in Piazza Grande, una festa per 5.000 fan. Diciamo con i confronti fra i tanti operatori qui non ci ricordavamo tante sedie in piazza, quindi potrebbe essere veramente un record di questa conformazione di spettacolo e ovviamente siamo felicissimi. Svelata questa mattina la 23esima edizione di Pordenone Legge, in programma dal 14 al 18 settembre, con un'anteprima pensate internazionale a Praga l'8 settembre. Saranno 400 gli autori coinvolti, con ritorno dei big stranieri della letteratura in presenza. Sul manifesto di quest'anno c'è una beneaugurante spiga di grano. Questa mattina la presentazione, noi c'eravamo, allora sentiamo l'intervista e i particolari. Una spiga di grano come segno di buon augurio, è questo il simbolo scelto per la 23esima edizione di Pordenone Legge, il Festival del Libro con gli autori in programma dal 14 al 18 settembre, svelata oggi a Palazzo Badini. Il grano ovviamente ha molti significati, per noi qui è un elemento della natura importantissimo, ma lo è nel mondo e lo sappiamo bene in questo periodo, e poi è di grande augurio, di buon auspicio. Proprio dal grano e anche dai bambini e dai ragazzi partiamo nei primi giorni di Pordenone Legge, proprio nella prima mattinata, perché i bambini e i ragazzi li rivogliamo al festival. Confermata la tripla inaugurazione a Pordenone, Trieste e Lignano, ma la novità sarà un'anteprima a Praga. Prima di tutto l'auspicio che si possa ritornare a fare l'assembramento.
e a questo stiamo lavorando a un grande assembramento e quindi con una quantità di autori, di invenzioni e innovazioni, ma anche finalmente possono ritornare i vecchi tormentoni. Centinaia gli autori e gli incontri programmati anche nei principali comuni del Friuli occidentale, spazio a poesia, teatro, attualità, appuntamenti per scuole, ragazzi e molto altro, con il ritorno dei big stranieri in presenza. Ritornano veramente dei grandi nomi, speriamo veramente che Pordenone Legge abbia quell'aspetto internazionale che l'ha sempre caratterizzata. Tra i nomi la Salzman, ucraina, Alexei Nikitin, anche lui ucraino, abbiamo uno dei più grandi scienziati in questo momento che è Franz De Waal, il primatologo, c'è un grandissimo narratologo, un Jonathan Goshal, insomma c'è veramente una grandissima proposta. Eventi da non perdere quindi quelli che accompagneranno il settembre a Pordenone con Pordenone Legge. Intanto la missione negli Stati Uniti del Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga e dell'assessore Pierpaolo Roberti ha visto una tappa all'Istituto Italiano di Cultura dove hanno partecipato all'inaugurazione di una mostra dedicata ai mosaici. Una mostra per raccontare i mosaici del Friuli Venezia Giulia facendo conoscere le bellezze del territorio a chi vive a New York. Il presidente della regione Massimiliano Fedriga e l'assessore alle autonomie locali Pierpaolo Roberti hanno inaugurato la mostra dei mosaicisti friulani Stefano Miotto e Giovanni Travisanutto, allestita all'interno dell'Istituto Italiano di Cultura nella Grande Mela. Questa mostra, ha sottolineato Roberti, non solo accende i fari su una delle tante eccellenze della nostra regione nel cuore di una delle metropoli più importanti del mondo, dove peraltro l'impronta del Friuli Venezia Giulia è ben presente nella storia e nell'attualità con i tanti mosaici della metropolitana, ma apre anche a nuove possibilità di sviluppo economico. Roberti ha anche sottolineato l'importanza delle associazioni dei corregionali all'estero, rappresentano per questa amministrazione non solo un patrimonio culturale e storico, ma anche un ponte per facilitare rapporti economici ed opportunità di lavoro con i nostri immigrati nelle vesti di veri e propri ambasciatori. Questa è la nostra ultima notizia, il notiziario di Telefriuli si conclude qui, rimanete però con noi perché tra qualche minuto torneremo con a voi la linea. Grazie per l'attenzione.